Siamo con Raffaele Padrone, ospite fisso del lunedì, vice segretario nazionale FSP Polizia. Buonasera Padrone. Buonasera al vice direttore. Allora, la pandemia ha cambiato un po' anche i comportamenti criminali e anche il numero delle fattispecie di reato, almeno questo è quello che si evince dalle chiamate alla sala operativa attraverso i numeri di emergenza, no? Lei come la vede? Ci conferma che è così? Sì. Ad esempio sono calati i furti e ovviamente sono aumentate le violenze domestiche. Sì, questo era un argomento che abbiamo visto durante proprio il periodo dell'anno scorso del lockdown, quando chiaramente la gente doveva stare a casa H24 e chiaramente i malviventi avevano perso la loro abitudine e quindi erano in disoccupazione, no? Non sapevano più dove andare e cosa fare. Se vi ricordate c'era su una TV nazionale è stato proprio ripreso, noi siamo stanchi perché noi non poter più andare a lavorare, non possiamo più rubare. Non è un problema che ci riguarda, noi dobbiamo pensare alla pandemia. Il problema che invece, come diceva lei nella domanda, i reati familiari sono aumentati perché molto probabilmente la convivenza H24 chiaramente per quelle situazioni familiari già con qualche crepa ovviamente si sono accentuate. Per quanto riguarda invece la tipologia dei reati predatori e in particolare dei furti, certo era scontato ed è scontato che sia così, insomma, la gente sta a casa. Invece io volevo fare una Ha 2 minuti per un argomento a scelta. come l'università, bene, allora sì. Sono fortunato perché né più né meno. quando andate a fare gli esami dovete avere sempre una domanda di riserva. No, io volevo fare... Quando non riesce più, no? Quando sei da lì al 26 al 28 te la giochi. Il 17 e il 18 le assicuro io. Prego. Possiamo anche ridere questa sera. No, sì. Volevo dire questo, volevo fare gli auguri di guarigione ai colleghi che sono stati feriti l'altro giorno negli scontri, e anche qui volevo dire quello che ho detto l'altra volta: noi ci troviamo in situazioni veramente tra cuscinetto, tra quello che sono le disposizioni continue del governo con la gente che è stufa. Questo io credo che sia molto importante, cioè la polizia deve difendere le istituzioni, però a queste persone vanno date delle risposte sicure e continue, non un giorno apriamo e 2 giorni chiudiamo, una settimana e apriamo, perché la gente è stufa di questi episodi. Purtroppo lì parliamo di una manifestazione, chiaramente manifestazioni non autorizzate, perché vi assicuro che i colleghi hanno sequestrato catene, quindi non si va a una manifestazione pacifica già portandosi delle catene, quindi tutto quello che magari passa in televisione, lo scontro con la polizia, attenzione, ma la gente, ripeto, perché come sempre succede probabilmente in mezzo ai manifestanti si infiltrano, certo, perché poi c'è la strumentalizzazione, agitare le acque, insomma. È chiaro, c'è la strumentalizzazione di qualcuno che sicuramente sfrutta qualche testa calda. Il problema, ripeto, è questo. Anche ieri c'è stata ci sono stati dei ragazzi che se avete visto tra di loro si sono scontrati. Se i principi però gli obiettivi sono diversi, cioè addirittura lo scambio della droga, la zona è mia e la zona è tua, ma questi ragazzi sono stufi di vivere sicuramente in una situazione di lockdown che magari noi più adulti cerchiamo di sopportare, in un'altra situazione cerchiamo di resistere. Ripeto, la gente è stufa, è stanca e a queste persone vanno date delle direttive. Siamo stufi anche noi tutti. Di dire che la gente è stufa. Sì, guardi, noi ci ripetiamo, se lei
come da noi, ma in tutte le televisioni si parla solo di Covid dal 2019, dal febbraio. Parliamo solo di Covid, dai. No, ma no, io non ho detto, ma, No, ma in certo, generale, apriamo la in generale. televisione. Sarebbe apriamo- bello poter fare una televisione covid free, però noi almeno quelle minime informazioni di servizio Apriamo le dobbiamo dare. televisioni e, sono solo, e parliamo solo di Covid, dalla Barbara D'Urso che ci insegna come Va lavarsi bene. le mani, ve lo ricordate? Ve lo Certo. siete dimenticati? Ma Lavarsi non le è mani? l'unica, non è l'unica. Non Va è bene, l'unica. grazie Va Raffaele bene, Padrone. grazie a voi. Il 18 glielo diamo. 18 è fatto con la domanda di... Grazie, Grazie, alla prossima. grazie a voi.